Sono stati giorni particolari quelli che ci hanno avvicinato a Napoli L84, big match della 29esima giornata della Serie A quinto. Giorni in cui uno schiaffo condannato da tutti, in primis dalla propria società, quello di Ruggero Lopez, a Boccao ci ha fatti diventare virali, ma noi non vogliamo diventare virali per questi gesti che deprechiamo e che anche gli stessi protagonisti hanno capito che non fanno il bene di questo sport. Vogliamo diventare virali per le giocate dei grandi campioni, perché le società ci mettono cuore, anima, soldi e impegno, perché la divisione calcio al 5 si impegna a sua volta a garantire un grande spettacolo, che è quello che speriamo di vedere quest'oggi sul parquet del Pala Vesuvio di Ponticelli. Buonasera e ben ritrovati da parte di Pietro Mazzara a Napoli Futsal L84 Torino. Berti, Lucas Sicheira, Fortini e Giulio D'Oliveira per la L84. Subito parte forte la L84, risponde immediatamente De Gennaro. La palla cioppata fuori, destro, palla che rimane lì e c'è subito il vantaggio della L84. Giuliano Fortini, sono passati 11 secondi al Pala Vesuvio, è passata la formazione ospite con il gol di Giuliano Fortini. Palla cioppata fuori, respinta il destro sul primo palo di Fortini. Borruto lamentava un fallo di mano, ma quello che conta è che è già cambiato il parziale. Alimenta l'azione con la puntata di Borruto a Victor Lopez. Allora riparte l'84 con questo fraseggio complicato. Bolo! Pallone che va a sbattere sui legni. Secondo fallo caricato ai danni della L84. De Oliveira prova a passare, Naro prova a ripartire adesso però il Napoli con la chiusura difensiva, con una grande lettura da parte di Giulio De Oliveira. Fa però ripartire la controtransizione del Napoli guidata da Guillermao, che vuole andare con il sinistro da parte di Borruto. Perugino, Guillermao trovato, occasionissima per il Napoli, poi Victor Lopez. Dacino, dopo aver transitato il pallone da Lucas Bolo, pallone che arriva verso Dener a Cosico, fatto correre con il sinistro Ezzi, la bella parata da parte di De Gennaro. Victor Lopez con il Napoli che sembra accettare questa situazione, questa volta arriva nella metà campo, prova ad andare verso De Gennaro, che occasione che si stava venendo a creare per la L84 con Ezzi. Ancora Salas, Guillermao che va in passato, Pelesigno, destro che finisce fuori. Allineamento quasi del Napoli con Perugino che prova passaggio di esterno complicato. Guillermao ricevuto da Borruto, si era chiusa la triangolazione, gioca con Victor Lopez che calcia forte. Ancora l'84 a manovrare il pallone con Liberti e Cuzzolino. Ha trovato il gol del raddoppio l'84 a 2:20, 2-0 al Pala Vesuvio di Ponticelli. Ma dove l'ha fatta passare Leandro Cuzzolino? Gioca. De Gennaro non perfetto e la L84 va sullo 0-2. Cercato Javier Salas, prova il Napoli ad aprire le maglie dell'L84 con Cino che carica il sinistro, risponde presente Victor Lopez. Salas, cioppata, ancora Victor Lopez a dire di no a Cino, altro destro di Renzo Grasso. Osico alzato per il destro di Raguso, palo. Victor Lopez da casa sua, De Gennaro spaccata, ha alzato il pallone, sta succedendo un po' di tutto. Adesso la sirena, pit stop al Pala Vesuvio di Ponticelli con la L84 in vantaggio per 2-0. Guillermao all'indietro per Borruto, piroetta per Bolo che calcia forte con il destro dal basso verso l'alto. Bolo, Borruto, intanto Grasso va con la iniziativa personale puntata. Non riesce, anzi Guillermao non riesce a prendere posizione e allora riparte la L84 con la corsa di Fortini, di Gennaro
Ha giocato fuori sinistro da parte di Bolo. Victor Lopez allontanato, ancora un destro da fuori, allontanato. Cino, uno sguardo destro forte. Victor Lopez, spazio il paraguayo, poi prova a inventare una palla che non esiste, la recupera lui, però pallone che arriva a ballare verso l'area di rigore dell'84. Loghiamo tutto anche per capire se arrivano verdetti. Intanto Osico sgasa, puntata sul primo palo, De Gennaro presente. Victor Lopez alza il pallone nell'angolo, ancora l'84 che gestisce il pallone. De Gennaro, miracolo. De Gennaro da Guillermao, attenzione, e arriva il cartellino per Guillermao, è il secondo giallo, errore nella sostituzione e dunque espulso Guillermao. Salas, Bortoletto corre, Salas vuole andare da lui, ha battuto, attenzione perché l'occasione era ghiotta, giallo. Cino, destro, parata, ancora Ciolito. Salas va da Cino, fermato con il pallone che va verso la porta e arriva il colpo del 3-0 della L84 Torino, che fa il terzo gol e scappa la formazione torinese. Ancora Leandro Cuzzolero, con la giocata dalla distanza, il colpo del 3-0, la doppietta personale di Leo Cuzzolino che raggiunge così Cosico. Cino porta a blocco Bortoletto, bella la giocata del Napoli con Victor Lopez a dire di no a Bolo. È passato lo spagnolo, riallargato il gioco con Victor Lopez ancora a dire di no. Bortoletto per Perugino, Bortoletto, la L84 batte 3-0 il Napoli.